Domenica Agrigento dovrà eleggere il sindaco. Perché votare Silvio Alessi? Perché è una persona che viene alla società civile e poi perché non ha compromessi con la politica ed Agrigento o lo si capisce una buona volta per tutte che qualunque sindaco, anche il Padre Eterno, se ha compromessi con la politica non può lavorare bene ad Agrigento. E poi è stato già stravotato nelle primarie dagli agrigentini, quindi questo è già un viatico, un segnale e i segnali sono sempre l'anticamera della verità. Sarebbe la seconda vittoria del Patto per il Territorio perché avete già appoggiato Zambuto, che è stato sindaco. Oggi con Alessi cosa cambierebbe? Ma allora vi ricordo che il Patto per il Territorio ha avuto un ruolo determinante, sicuramente. Il problema è che quando siamo arrivati poi a prendere, a vincere il sindaco, subito dopo il sindaco stesso che aveva lo scettro ci ha cacciati via. Adesso noi stiamo cercando di appoggiare Silvio Alessi, ma appoggiamo Silvio Alessi, ma non è il Patto per il Territorio soltanto, è Forza Italia, è il PDR, è una coalizione che appoggia Silvio Alessi. Perché noi vogliamo che questo Agrigento si risvegli con un uomo che è riuscito a risvegliare una cosa morta come l'Agragas. Ci rendiamo conto che l'Agragas non è, che Agrigento non è l'Agragas, per carità, però è una persona che queste cose le sa fare, sa come fare, e dietro quella faccia di buonismo c'è un rigore eccessivo e lui sa fare il manager. Per fare il sindaco bisogna essere imprenditori, manager, oltre che capire di politica, ma non essere compromessi con la politica. Dall'altra parte c'è tutto il resto, attenzione. 20 su 30 inquilini di Aula Sollano si ricandidano, ne ha parlato anche la Sette nella trasmissione La Gabbia. Alcuni sono anche nelle liste di Alessi come in tante altre liste. Non vedo perché una persona che ha fatto bene il suo lavoro, è stato invischiato in un problema, ripeto, morale, serve da lezione. Ma chi ha operato bene, chi ha lavorato, chi ha portato qualcosa di positivo, io credo che debba essere di nuovo utilizzato per il bene della città. I fannulloni, e ce n'erano tanti nella scorsa elezione, vedrete che elettoralmente faranno lo stesso la selezione. Poi il mio candidato è Spinnato, ma Spinnato è l'unico che un anno e mezzo fa mandò una lettera al sindaco dicendo: io non vado alle commissioni perché non perdo tempo e non rubo soldi allo Stato. Molti candidati a sindaco fanno la campagna elettorale contro Lillo Firetto. Perché? Perché è il più forte. Vanno tutti contro Firetto, intanto perché è un'organizzazione perfetta e io ho paura delle cose perfette. Firetto ha fatto il sindaco bene a Porto Empedocle e ha avuto tutte le difficoltà che hanno avuto gli altri sindaci. Che fortuna ha avuto di un Heller che deve fare il rigassificatore, che ha pagato opere di compensazioni di cui bisogna rendergliene conto. Il colosso Enel vuole reso conto delle spese di compensazione ancora prima che si è fatta l'opera che sono venute fuori, no? Poi ha trovato un Moncada che ha offerto la rotonda, il Pala Moncada, eccetera. È stato anche fortunatello e bravo a individuare un imprenditore che questo l'ha fatto. Per carità, infatti io non discuto mai la persona che è in gamba. Il progetto. Oh, Filetto è un sindaco bravo, basta. Però io non lascerei 15.000 euro al mese alla regione per venirne a guadagnare 3.500 ad Agrigento. Non lo farei neanche per tutto l'oro del mondo, ho dei figli da campare.